Benvenuti in questa seconda lezione di dialetto veneto. Perdersi per caigo. Caigo è la nebbia. Questo modo di dire serve per indicare una persona che arriva in ritardo e che quindi si è persa nella nebbia. Fare i gattini. Si utilizza per rendere un po' più piacevole la frase vomitare dopo aver bevuto. Rosegotto. Serve per definire qualcosa che non ha valore. Mandoeum è un altro termine per indicare qualcuno che è poco sveglio. Tuttavia, viene anche utilizzato contro una persona estremamente alta, ma che è molto giovane. Nogoanda significa non avere voglia. Gnanca per morte morir. È un'esclamazione che serve per enfatizzare una negazione assoluta nel fare una determinata cosa. Senti che avai de cuo. Questa frase viene detta dopo aver realizzato un peto estremamente umido. Infatti in italiano si traduce con senti che lavati di culo. Il conta i piede si dice contro una persona che cammina molto lentamente e che quindi conta le pietre del pavimento. Ti gana testa che neanche i porsei. Attraverso questa affermazione si vuole enfatizzare il fatto che una persona è stupida. I maiali, infatti, pur mangiando di tutto, non mangerebbero mai la sua testa. Pancia da ombre. Letteralmente sarebbe pancia da ombre, quindi una pancia piuttosto voluminosa dovuta alle tante bevute di vini. Darghe de preppo. Può essere utilizzato in vari contesti e significa darci di prepotenza. A occhio non si fa neanche in mona. Frase detta da persone molto sagge, perché con essa si vuole ricordare che con superficialità le cose non si fanno bene e non si riesce a raggiungere l'obiettivo prestabilito. Corivo, rivo è una tipica affermazione detta da chi fa le cose con calma e significa essenzialmente arrivare senza fretta. Ah, beh, un po'. Lo si dice quando si è stupiti ed è detta principalmente da persone più anziane. Ara che te verso come una canoccia è essenzialmente una minaccia e significa guarda che ti apro come una cannocchia. E con questo si conclude anche la seconda lezione. Ci vediamo presto con la prossima.